La guerra dei poveri è l'ultima miccia innescata dal governo. Una guerra dei poveri per spartirsi 300 milioni di euro tra 8.000 comuni italiani. Ma andiamo con ordine. Fondo di rigenerazione urbana. Ci sono 8 miliardi e mezzo fino al 2034, di cui 4 miliardi e 600 milioni già a bando tra il 2021 e il 2026. Ma non per tutti. Il 93,5% di questo tesoro è riservato ai comuni con più di 15.000 abitanti, che in Veneto sono appena il 10%. Resta escluso il 90% dei paesi. Per la loro rigenerazione urbana ci sono le briciole, 300 milioni di euro, che però saranno a disposizione anche dei comuni più grandi. Con questo fondo da 300 milioni di euro per la rigenerazione urbana si finanzieranno progetti con un tetto massimo di 5 milioni cada uno. Da un breve calcolo vuol dire che 300 milioni andranno a finanziare non più di 60 progetti circa. Se teniamo conto che in Italia abbiamo 8.000 comuni, di cui 7.200 con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, entrare in una graduatoria tra i primi 60 sarà come vincere il biglietto della lotteria. Insomma, i piccoli comuni dovranno fare a gomitate per riuscire a entrare nel ristrettissimo club dei 300 milioni di euro ed essendo esclusi in partenza dai 4,3 miliardi stanziati per le città più grandi, non hanno molta scelta, devono stare al gioco e tra l'altro le regole li obbligano ad aggregarsi. Una particolarità di questo bando è che i piccoli comuni devono aggregarsi per creare una popolazione complessiva superiore a 15.000 abitanti. Noi Grisignano ci siamo già mossi assieme con i comuni di Montegalda, Montegaldella, Camisano Vicentino e Grumo de Abadesse per portare avanti i nostri progetti di rigenerazione urbana. Stefano Lain, sindaco di Grisignano, componente della Consultanci e dell'ufficio di presidenza del Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Veneto, è in prima linea in questa battaglia per la giustizia e l'equità. Anche i piccoli paesi, infatti, hanno progetti eccellenti di rigenerazione urbana. Per quanto riguarda Grisignano, voi vedete alle mie spalle una grande area dove la nostra intenzione è portare avanti un parco pubblico che abbia una valenza di aggregazione e culturale in considerazione del fatto che è adiacente alla nostra biblioteca civica. Insomma, c'è una stortura da raddrizzare, per questo i sindaci lanciano un appello e chiedono aiuto ai parlamentari veneti. Abbiamo già interessato i nostri parlamentari veneti perché facciano squadra con noi verso il governo, perché l'appello che noi facciamo è che la rigenerazione urbana è di tutti.